Barabao sigla prima. Ciao. Ecco a voi Barabao Teatro. Una banda di attori temerari e scaltri. Abbiamo sfidato alcune scuole della provincia di Padova e Rovigo A creare un talk show televisivo. L'effetto sui ragazzi è stato esplosivo. Tutto comincia con la Ban Mimè. Che cos'è la Bambimè? Il nostro modo per spiegare ai ragazzi argomenti scolastici ostici. E come funziona? Abbiamo un assaggio? Ce l'ho. Tac. L'idea di Frankenstein nasce così, da un vero e proprio incubo. Seguiteci In sala di montaggio. Ragazzi? Ragazzi, dove siete? Ragazzi? Va bene, rifacciamo una seconda vuota. Perfetto. Bella. Siamo nella frazione Ponte Vigo d'Arzere di Padova. Alla scuola secondaria di primo grado Niccolò Copernico. con entusiasmo travolgente. I ragazzi hanno accolto per storia in cattedra Mary Shelley E la nascita di Frankenstein. Tac. La 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 la. La 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 la. La mia storia comincia dopo la mia morte. Chi ero prima di allora non ricordo. Sono stato condannato a rinascere per vivere eternamente solo, in un interminabile ed immortale esilio. L'uomo comune mi dà la caccia e la mia maledizione lo perseguita. Non ho un nome, tutti ricordano il nome di mio padre, Frankenstein, ma la gente mi chiama... Paura, eh? Forse non tutti sanno che Frankenstein o il moderno Prometeo è stato scritto ormai 200 anni fa, tra il 1816 e il 1817. Ecco a voi l'autrice Mary Shelley. Mary Shelley nasce come Mary Wollstonecraft Goldwyn il 30 agosto del 1797 a Somerstown, Londra. È amore a prima vista. Mary ha 16 anni. Percy, 21. Ma è già sposato con Harriet Westbrook, con la quale ha anche una figlia. E fuggo con Mary, prima in Francia e poi in Svizzera. The Queen, the Queen, la 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 la. Who are you? Purtroppo siamo costretti a ritornare a casa solo dopo 6 settimane per una carenza di economia. Mary torna incinta. Con mia grande sorpresa, mio padre si rifiuta di vedermi. Per ben 2 anni. Il 22 febbraio 1815 nasce una bambina prematura di 2 mesi che muore 2 settimane dopo il parto. Estate 1816, Mary, Percy e Wilmouse partono per Ginevra. Per passare l'estate insieme al poeta Lord Byron, nonché al suo amico e medico personale John William Polidori. Ma a causa dell'eruzione del vulcano Tambora Boom! sull'isola di Sumbawa Boom! è un'estate inclemente Boom! con fitte piogge e temporali. Boom! La compagnia si diverte a fare lunghe gite in barca. Row, row, row the boat gently down the street. Merrily, 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 life is but a dream. Ma a causa del maltempo si rifugia spesso in casa a leggere storie tedesche di fantasmi. Idea! Ognuno di noi scriverà una storia di fantasmi. Mary non riesce ad avere nessuna idea. Fino a quando, una notte, ascoltando una discussione tra Percy Shelley e Lord Byron riguardanti gli esperimenti scientifici di Erasmus Darwin e Luigi Galvani, ha una visione. Vidi il pallido studioso di arti scellerate di fronte alla cosa che aveva creato. Vidi il terribile fantasma
di un uomo che prende vita grazie a potenti scosse elettriche. L'artefice era sconvolto dal suo stesso successo. L'idea di Frankenstein nasce così, da un vero e proprio incubo. Il romanzo viene pubblicato nel gennaio del 1818 ed è un immediato e inaspettato successo! Un anno dopo la morte di mio marito, sono ritornata a Londra, dove mi sono dedicata totalmente alla mia carriera di scrittrice, per poter mantenere il mio unico figlio, Percy Florence. Quando scrissi Frankenstein, avevo 20 anni. Morte e dolore erano solo parole che non trovavano una vera risonanza nel mio cuore. Oggi la realtà sostituisce l'immaginazione. Bella la bambina, ma manca un pezzo. Infatti, questo è solo un estratto di quello che abbiamo presentato nelle classi. Ma io voglio la versione integrale, dove possiamo vederla? Te lo dico dopo. Ora vediamo come i ragazzi hanno raccolto la nostra sfida. Hanno avuto 2 settimane di tempo per diventare autori, giornalisti ed opinionisti. E la versione integrale? Dopo. Un laboratorio che ha permesso agli studenti di acquisire non solo contenuti, ma competenze. Ed ora proveranno il brivido delle telecamere. Vivendo un'esperienza indimenticabile. L'integrale? Dopo. E adesso spazio al talk. Buongiorno a tutti e benvenuti a Storia in Cattedra. Abbiamo il piacere di ospitare la compagnia teatrale Barabao, che ha portato in scena, con uno stile davvero particolare, un adattamento di una famosissima opera, Frankenstein, di Mary Shelley. Buongiorno anche ai nostri opinionisti, che ci aiuteranno a capire il senso profondo di quest'opera. Cominciamo da Ivan dei Barabao. Come mai Frankenstein? Eravamo in scena con un altro spettacolo e il nostro regista, dopo una scena molto particolare, anche abbastanza cruda e violenta, ha detto: Ivan, hai la faccia del mostro, quindi devi assolutamente sfruttarla, e da lì è venuta l'idea di poi lavorare sul copione di Frankenstein. Dottoressa Grigio, perché quest'opera è così attuale? Il libro pubblicato da Mary Shelley nel 1818 parla dello scienziato Victor Frankenstein che, sfidando la natura, dà vita a una creatura costruita con pezzi di cadaveri. Esso però vive in solitudine, è un emarginato, perché è orribile e spaventa tutti quelli che incontra. Perché si evita il diverso? Perché è così spesso collegato alla negatività? Il diverso fa paura e la paura dopo si evolve in odio. È a questo punto che le persone evitano il diverso. Il problema è che le persone giudicano sempre l'esterno e hanno condannato Frankenstein alla solitudine. La diversità è come una montagna che si fa tanta fatica a scalare. Ma se alla fine ci riesci e arrivi in cima, allora sì che ci hai guadagnato. Perché secondo lei, dottoressa Celeste, la storia è stata rappresentata su una cattedra? La cattedra nella scuola costituisce il praticabile, ciò che è possibile. È un palco mobile, un teatro in valigia. Il teatro ha questo di bello, un'energia che arriva proprio a tutti e supera ogni diversità. È una prospettiva interessante, soprattutto se consideriamo il modo in cui la società contemporanea si relaziona ai concetti come diversità e perfezione. Frankenstein ci insegna il valore della diversità. Lui era considerato un mostro per il suo aspetto, ma invece era sensibile e socievole. Lo hanno trasformato in una macchina di morte, pronta ad uccidere tutti coloro che avevano ucciso la sua sensibilità. È necessario capire che è stato l'isolamento a creare il vero mostro. Torniamo sulla questione della perfezione. Certo, è uno dei temi fondamentali dell'opera. Victor vuole creare l'uomo perfetto, unendo parti perfette di altri corpi. Ma, finito l'esperimento, si stupì di quanto fosse abominevole. Infatti, la creatura non era affatto perfetta. Questo accade per dirci che la perfezione non esiste. Possiamo avvicinarci alla perfezione? No, non possiamo avvicinarci, ma possiamo incontrarla. Dove? Possiamo incontrarla nelle persone che amiamo e nelle persone che ammiriamo. La perfezione, infatti, si trova nei nostri valori. Parliamo ora dei caratteri dei personaggi. Perché la scrittrice titola il romanzo Frankenstein o il moderno Prometeo? Come Prometeo aveva sfidato Zeus portando contro il suo volere il fuoco agli uomini, così Victor sfida Dio e supera i limiti umani creando un essere vivente. Potremmo dire che entrambi vengono puniti per aver varcato quei limiti. Dottoressa Ametista, secondo lei Frankenstein può essere considerato un classico contemporaneo?
Sì, certo, perché affronta tra gli altri il tema delle paure più profonde dell'uomo. La creatura è l'esempio del diverso, che in quanto tale causa repulsione, paura fino al terrore. Il diverso, in particolare il disabile, è stato considerato un castigo divino nelle società antiche, una creatura diabolica generata da una madre colpevole, e bruciavano entrambi il surrogo. Ricordiamo che poco meno di 90 anni fa, in Germania, i bambini che nascevano deformi venivano ricoverati in reparti speciali, dove li lasciavano morire di fame o uccisi lentamente. Frankenstein ci aiuta a riflettere anche su queste cose. Dottoressa Giada, Frankenstein cosa cominciò a fare quando suo padre si rifiutò di creare per lui una compagna? Lui perde ogni speranza e si sente condannato ad un isolamento eterno. A quel punto decide di rendere infelice la vita di chi lo ha generato. Quanto il pregiudizio ha influenzato e influenza le relazioni umane? Il pregiudizio ha da sempre condizionato le relazioni tra le persone. Esso si basa su un'opinione falsata dalle apparenze, dal colore della pelle, dalla forma del viso, dall'abbigliamento, dai pettegolezzi di altre persone. Quasi nessuno nel romanzo ha avuto la capacità e il desiderio di andare oltre l'aspetto fisico, di conoscere i sentimenti e le emozioni di quella creatura. In questo senso la letteratura diventa specchio della realtà. La diffidenza, se non l'aperta ostilità verso gli stranieri, ne è una prova evidente. Victor Frankenstein ha voluto ricreare la vita assemblando pezzi di vari corpi, con l'ambizione di creare una creatura perfetta. Ciò che viene generato però è l'esatto opposto di quello che voleva. Cosa ne pensa? Questo può insegnarci che la scienza ha sempre ricercato la perfezione, ma essa è solamente un punto di vista, per questo non si può ricreare in laboratorio. Il tempo a nostra disposizione è quasi terminato. Arrivederci e alla prossima puntata di Storia in Cattedra. Dove potete rivedere le nostre puntate? Quali puntate? La versione integrale. Sul nostro sito www.barabaoteatro.it. Sulla pagina Facebook, Sempre Barabao Teatro. Dove potete mettere un like. oppure sulla pagina Facebook di 7 Gold. 7 e dintorni. E anche lì potete mettere un like. Ci vediamo Alla prossima puntata!